Un via vai di uomini di ogni età e professione, un centro benessere dove una cinese 35enne offriva, oltre alla normale attività, cioè massaggi orientali, la possibilità di rapporti sessuali aggiungendo un extra sulle tariffe consuete. Il blitz dei carabinieri è scattato in via Matteotti, poco fuori le mura di Castelfranco Veneto. Il nucleo operativo radiomobile della compagnia Castelfranco ha fatto irruzione all'interno, dove ha trovato questa massaggiatrice cinese 35enne che aveva appena terminato una prestazione sessuale nei confronti di un cliente che si era presentato. Luci colorate soffuse, candele e profumatori vari, oltre a musica in sottofondo. La 35enne aveva pensato bene di rendere l'ambiente il più accogliente possibile e l'attività era sicuramente fiorente. Si tratta di clienti piuttosto frequenti e abituali che usufruivano di un massaggio effettivamente terapeutico, rilassante al prezzo di 30 euro per 30 minuti e su base volontaria chi era interessato con una ulteriore aggiunta di altri 30 euro poteva usufruire anche di una prestazione sessuale. Nei guai ha finito un 39enne cinese che, oltre ad essere il titolare del contratto di affitto del locale, percepiva anche parte dei proventi dell'attività di meretrice della connazionale. L'uomo è stato deferito in stato di libertà all'autorità giudiziaria per i reati di sfruttamento e favoreggiamento della prostituzione. L'indagine è scattata dopo alcune segnalazioni. L'attività è partita dalla segnalazione da parte di vicini di casa, ma anche durante i servizi di controllo del territorio da parte delle nostre pattuglie sulla città, che rilevavano un andiriviene piuttosto frequente di persone, di uomini, dalla metà mattina fino verso le 20 alla sera, da questo centro benessere. I clienti contattavano dapprima la donna su numero di telefono inserito in vari annunci pubblicati su siti internet, quindi fissavano un appuntamento con la 35enne cinese. L'attività è stata sospesa con il sequestro dell'immobile, al quale sono stati apposti i sigilli anche per impedire che il reato fosse portato a conseguenze ulteriori.